Adesso diamo la parola al professor Zampa, Giampiero Marras. Giampiero, sei pronto? Che tratterà a grandi linee, naturalmente, perché 25 anni non possono come dire, racchiudersi in poche parole, ci vorrebbero dei volumi. Tratterà insomma una linea storica di quella che è l'evoluzione della CSS. Prego Giampiero, ti puoi accomodare sul podio, o se vuoi essere più tranquillo qui. Mi dimenticavo che in sala sono presenti anche i rappresentanti della Fondazione Sardinia, che è l'associazione, la fondazione culturale più importante della Sardegna, insieme al presidente professor Battista Bandino e ad altri esponenti, e poi via via insomma, le persone che io dimentico me le ricordate. Ci sono molti poeti e molti scrittori presenti in sala. Vedo qui la poetessa Alcioni e vedo tanti altri. Magari se ci regalate una poesia nella seconda parte anche qualcuna dedicata a Eliseo, perché so che Mario Pudo per esempio ne ha una, oppure altri. Comunque nel momento opportuno vi darò la parola. Ricordiamoci sempre che è una festa, quindi dobbiamo volare. Giampiero, mi raccomando, devi volare. Rispettando il tempo che mi avevi dato, allora, l'idea della costituzione di un sindacato dei lavoratori sardi non è certamente nuova, ma molto più antica, anzi direi antichissima. Infatti il sindacalismo sardo affonda le sue radici storiche nel sardismo dei mitici popoli del mare, i Sciardani, vissuti tra il 3500 e il 3000 a.C., della nascita e della formazione della prima nazione sarda, per dirla con il lì, che si origina e si snoda in Sardegna la prima vera e propria cultura sarda di segno mediterraneo, nota nella letteratura scientifica col nome di cultura di Azieri, della gloriosa civiltà nuragica che si è sviluppata in Sardegna tra il 1800 e il 238 a.C., dell'unica decennale guerra vinta dai sardi nel corso della loro storia millenaria, o meglio dei protosardi, guidati dal leggendario Oroene tra il 545 e il 535 a.C., i quali contrastarono con ogni mezzo la prima spedizione cartaginese di conquista e colonizzazione territoriale della nostra isola, tentata dal generale Malco, della strenua, disperata resistenza alla dominazione romana 238-38 a.C. dei sardo-pelliti e dei sardi punici, capeggiati questi ultimi da Ansicora e dal figlio Iosto, che per l'indipendenza della Sardegna lottarono e vennero sconfitti a Cornus, a Campo di Corra, tra il Colle di Corchinas e Santa Caterina di Pittinuri, in provincia di Oristano, nel 215 a.C., dalle legioni romane agli ordini di Tito Manlio Torquato, battaglia nella quale persero la vita più di 3.000 patrioti sardi. Come pure affonda le sue radici storiche nel sardismo della Federazione Sarda di Stati Giudicali indipendenti 815-1409 d.C., che visse il suo periodo di massimo splendore con Mariano IV Capai, visconte di Basserra di Catalogna, e di sua figlia Eleonora d'Arborea, ma della sfortunata lotta contro le truppe di Aragona di Leonardo Alagon, marchese di Oristano, che tentò invano di liberare la Sardegna dalla dominazione aragonese, finendo col perdere la vita in battaglia insieme al figlio nel 1478 a Macomer, del cosiddetto triennio rivoluzionario sardo 1793-1796, culminato con tentativi di invasione di un corpo di spedizione francese a Cagliari
osteggiato dalle truppe miliziane guidate da Girolamo Pizzolo, e alla Maddalena dall'ammiraglio Domenico Milledire 1793, della cacciata dei piemontesi da Cagliari che vennero imbarcati con il viceré Balbiano verso la Liguria aprile 1794, della realizzazione di un regime di autogoverno dei sardi guidato dagli stamenti e dalla reale udienza, durato poco più di 3 anni, prima del definitivo rientro nell'isola dei Piemontesi, dei moti popolari antifeudali di Cagliari, durante i quali una folla inferocita uccise Girolamo Pizzolo e Gavino Pagliaccio II, marchese della Panaggia, luglio 1795, come anche e soprattutto affonda le sue radici storiche nel sardismo dei molti popolari indipendentisti antifeudali della città di Sassari e dei villaggi del Capo di Sopra, che si trasformarono in aperta ribellione al governo dei piemontesi nell'isola, di contadini, pastori, barracelli e miliziani sotto la guida del notaio Francesco Cirocca e dell'avvocato Gioacchino Mundo, dicembre 1795, del movimento rivoluzionario antifeudale ed indipendentista di Giovanni Maria Angioi 1795-96, per il riscatto nazionale e sociale del popolo sardo, che sarebbe dovuto sfociare nella proclamazione della Repubblica Sarda, ed infine del movimento popolare, operaio e contadino, cittadino e rurale di riscossa etno-nazionale e sociale, sorto all'indomani della Prima Guerra Mondiale 1915-18 per combattere contro il duplice sfruttamento di cui da sempre sono vittime i sardi. Non per niente il sardismo, inteso come movimento di liberazione nazionale e sociale della Sardegna e non come partito politico, che ha come base teorica l'etnismo e come fondamento strategico l'autonomia organizzativa dei lavoratori sardi nella lotta contro il modo di produzione capitalista, non è soltanto, per dirla con Antonio Simon Mossa, il principio autonomistico universale applicato alla Sardegna, ma anche e soprattutto il principio del socialismo rivoluzionario mondiale, democratico, libertario, solidaristico e comunitaristico applicato al popolo sardo e quindi aderente ad una realtà economica e sociale del tutto differente da quella di altri paesi e di altre regioni, ma soprattutto rappresenta il principio universale della lotta contro l'oppressione coloniale che ha posto la Sardegna ai margini dello sviluppo e del progresso civile, tesi questa, sostenuta un secolo prima anche da Giovanni Battista Tuveri di Villanova Forru, un grande filosofo sardo vissuto nel XIX secolo, il quale nel 1867 così scriveva: un'isola qualunque non può prosperare ove non si governi da sé e non abbia tutta l'indipendenza che può conciliarsi con le prerogative del potere centrale. Orbene, dopo questo breve excursus e rapido excursus storico, dal quale si desume che in Sardegna è sempre esistita una costante resistenziale sarda unitamente ad una costante identitaria sarda, e che dal 1900 in poi esiste una costante resistenzialità sindacale autoctona contro le organizzazioni sindacali di provenienza esterna alla Sardegna.